Buongiorno a tutti. Il 28 e 29 marzo ci saranno le elezioni regionali. È un momento storico per il Veneto. Per la prima volta abbiamo un candidato presidente leghista, Luca Zaia, preparato, ha fatto l'amministratore, sa come funziona la macchina amministrativa, burocratica, è stato ed è sempre a contatto con i problemi quotidiani della gente e del territorio. È una grande svolta. Io, come candidato della circoscrizione di Bassano del Grappa della Lega Nord, ho in mente alcune criticità e problematiche che dobbiamo risolvere e che in futuro, con l'aiuto della Regione Veneto, dovremo evitare. Mi riferisco principalmente al caos urbanistico. La qualità della vita non è più un optional, ma è diventato un elemento essenziale per lo sviluppo equilibrato della nostra società. Non è più possibile pensare di fare le lottizzazioni prima di fare delle infrastrutture. Non è più possibile pensare di privilegiare la quantità a discapito della qualità. Il bassanese è stato oggetto di un sviluppo urbanistico disordinato, frastagliato, che ha risposto più ad interessi privati che non ad una visione, ad uno sviluppo generale tenuto conto dell'interesse alla qualità della vita. È ora di voltare pagina. Il nostro territorio non può più essere utilizzato come banca. È ora di privilegiare la qualità e questo possiamo farlo mettendo fine, come lo abbiamo fatto anche a Romano del Zelino, a delle grosse speculazioni che non portano nulla e niente ai territori in cui vengono fatte. Spesso ci si trova a scontrarsi con grossi interessi economici che utilizzano il territorio come banca, non per portare un benessere diffuso, ma per portare avanti interessi legittimi, leciti, ma del tutto particolari, che spesso confliggono con la qualità di vita di chi invece risiede qui da tantissimo tempo. E il territorio non lo vive come banca, ma lo vive come ricchezza sua, come patrimonio suo, da lasciare anche alle future generazioni. Dobbiamo dare dei segnali chiari di cambiamento. Il territorio è una ricchezza che va preservata. Ed ecco perché è importante coordinarsi in questo modo con i sindaci. È da loro ed è dalle amministrazioni locali che deve partire l'input per portare avanti quelle che sono le priorità del nostro territorio. E chi sarà chiamato in regione, e io spero con il vostro appoggio e con il vostro voto di poter portare avanti le esigenze del territorio bassanese, deve farsi carico di queste priorità. Non è pensabile avere dei rappresentanti che agiscono per conto loro, che rispondono ad altri e non ai cittadini del territorio bassanese e non ai sindaci che sono stati eletti da tutti voi. Non si può pensare di agire ognuno per conto suo. Sono finiti questi tempi, nessuno è più autoreferenziale. Se non passa e se non si capisce questo messaggio, si rischia di essere marginalizzati. Ecco perché la mia candidatura è sostenuta da diversi sindaci. Io sono il candidato della Lega Nord della circoscrizione di Bassano del Grappa, ma sono contento che tanti sindaci, tanti amministratori locali, tanti assessori, tanti consiglieri anche di minoranza abbiano abbracciato la mia candidatura in modo trasversale e la stiano portando avanti, perché vuol dire che è stato fatto un salto di mentalità e che si capisce che il territorio va preservato e va investito con la preferenza da esprimere nella scheda elettorale che troverete il 28 e il 29 marzo per un candidato del territorio. È importante perché altrimenti rischiamo che ci siano altri rappresentanti non solo del Veneto ma anche della stessa provincia di Vicenza che porteranno avanti le istanze giustamente di casa loro e dei loro territori. Bassano non può correre questo rischio. È necessario investire sul nostro territorio e sui nostri rappresentanti, di modo da avere una filiera coordinata che potrà essere utile per tutti. La politica la fanno i cittadini. Sono i cittadini che eleggono i propri rappresentanti in libertà e in democrazia. Questo è un passaggio fondamentale, ma non è un passaggio scontato. Nel territorio bassanese abbiamo assistito a un qualcosa di strano, per cui qualcuno, manipolando l'informazione, pensa
che i sindaci non vengano scelti dai cittadini, ma magari in qualche sede privata. Pensa che i rappresentanti del territorio non vengano scelti dai cittadini, ma diffondendo delle informazioni che non sempre corrispondono alla realtà dei fatti. E questo è molto grave. Primo, perché si manca di rispetto ai cittadini. Secondo, perché si violano le regole della correttezza dell'informazione. Quando c'è un utilizzo strumentale e politico del mezzo televisivo o di altri mezzi, questo comincia ad essere, se fatto scientemente, sistematicamente e consapevolmente, una violazione delle regole della democrazia. Questo i cittadini di Bassano ritengo che lo abbiano capito chiaramente. Ma per capirlo chiaramente bisogna che anche nelle elezioni prossime venture si dia un segnale democratico chiaro che certi atteggiamenti e certi mezzi non possono essere consentiti. E anche su questo tema in Regione mi impegnerò. La Regione ha un organo che si chiama Corecom, che è chiamato ed è deputato a sorvegliare, a controllare la correttezza dell'informazione sui mezzi televisivi. Bene, esiste lo strumento, bisogna farlo funzionare. Le regole vanno rispettate e questo è a garanzia di tutti, in primis di tutti i cittadini che assistono alle notizie e che hanno il dovere e il diritto che ciò che gli viene raccontato sia vero, senza omissioni, tagli, strumentalizzazioni o mistificazioni. Questo è un tema su cui mi batterò costantemente, continuamente. Se voi mi darete la forza, da questo punto di vista saranno 5 anni di impegno costante, non a garanzia di qualcuno, ma a garanzia di tutti, perché le cose fatte nell'interesse generale, per un interesse diffuso, contribuiscono ad elevare la qualità di vita, non solo fisica, non solo quotidiana, ma la qualità di vita democratica del nostro Paese, che non si basa solo sui grandi mezzi televisivi, ma anche sull'informazione locale. Questo è importante ed è un mandato ed un compito a cui vi chiedo di darmi la forza per battermi.